partita si è presentata come era facile immaginare, per cui posto in palio importante, Oderzo spalle al muro, ha giocato con grande intensità, con grande fisicità. Noi abbiamo cercato di stare sempre in partita sapendo che loro sarebbero andati a cercare di prendere la partita subito come hanno fatto, però alla fine siamo sempre stati diciamo in pareggio. Diciamo che all'inizio del quarto abbiamo interpretato male le prime 2 o 3 azioni offensive e loro hanno preso un margine che ci ha costretto a recuperare troppo. Però gara 3, andremo a gara 3, nel senso che questo ce lo siamo meritati in un campionato, per cui la terza prevederà la partita a Mortise, non significa niente, loro verranno a giocare come hanno già giocato in gara 1, dovremo essere noi a sprecare un po' di meno, a trovare un pochino di più gioco e a credere che la partita è una partita che si deve andare a prendere, per cui dovremo cercare di non aspettarla ma di andare a prendere. Tutto qua. Partiamo dal presupposto che sono contentissimo per i miei ragazzi, sono contentissimo per tutto l'ambiente, perché dopo 2 anni passati così aveva bisogno di una finale playoff, aveva bisogno di una vittoria in casa in una finale playoff, e di questo sono contentissimo proprio perché ci serviva. Io sinceramente è da 4 mesi che penso che potesse avvenire questo momento qua. Ci credevo, l'ho sempre fatto capire ai ragazzi e sapevo, me lo sentivo che arrivava questo momento qua, questa partita qua in casa nostra. E adesso dobbiamo innanzitutto riposarci 1 o 2 giorni, capire cosa possiamo fare ancora meglio, capire dove Padova può andare in difficoltà e dare tutto per tutto, perché manca una partita e sono contentissimo che anche una finale playoff sia finita sia 1-1, perché vuol dire tanto anche per tutto il movimento della pallacanestro nostra, Veneto, del Triveneto, come la Cigol, perché sono 2 squadre forti, Padova molto forte, e noi ce lo meritiamo perché stiamo facendo un percorso incredibile ed è giusto così, sono contentissimo, grazie.